Buongiorno e ben trovati al nostro approfondimento. Quest'oggi parliamo di salute e quindi di trattamento e cura delle patologie del sistema venoso e linfatico, che si occupa del trasporto dei liquidi. È uno dei più complessi del nostro organismo umano ed è soggetto a differenti patologie. Gambe gonfie, arrossate, doloranti, insomma un po' tutti noi abbiamo provato questi disturbi. Oggi cerchiamo di capire che cosa si può fare per sopperire insomma a queste patologie. Vi presento le miei ospiti. In studio con me c'è Barbara Girardi, titolare di Sanitaria Ezzelina. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno a tutti, grazie. Do il benvenuto anche a Michaela Bortolon, medico specialista in medicina interna e vascolare. Buongiorno, ben trovata dottoressa. Parto da lei, dottoressa Girardi, perché insomma è un disagio quello delle gambe gonfie, doloranti, arrossate, che affligge moltissime donne, sì, ma non solo donne. Ma sì, è un problema comune sia all'uomo che alla donna, diciamo, è più forse evidente nella donna perché questi problemi sono spesso legati ai problemi ormonali, alla gravidanza, alla menopausa, eccetera, eccetera. Okay. Però diciamo, è un problema decisamente comune, specialmente nelle persone anziane. Diciamo che tutti i giorni arrivano persone con problemi alle vene, problemi alle gambe, problemi gonfie, e spesso arrivano anche senza prescrizione, perché normalmente si va da un chirurgo cardiovascolare, un angiologo, un flebologo, fa una diagnosi, diciamo fa un ecocolorodoppler e stabilisce il problema qual è, e solitamente come prescrizione dà un certo tipo di calza, no? Che serve tra virgolette da medicina. Molto spesso invece arrivano persone che accusano un po' dolore alle gambe verso la sera, di notte, gambe pesanti, senza aver fatto una visita dal chirurgo cardiovascolare, angiologo, flebologo, chiamiamolo così, sempre quella è la figura, e quindi chiedono un consiglio a me. Generalmente noi come sanitarie ortopedie possiamo consegnare una calza riposante in mancanza di una prescrizione. Questa è quella che noi possiamo dare come calza di sostegno. Dopodiché consigliamo, io ne specifico nel mio negozio, consiglio di rivolgersi a un angiologo che sia specializzato anche in linfologia, perché il problema può essere non solo venoso ma anche linfatico, e per me questo è importantissimo, perché a seconda del problema che sia uno o dell'altra o misto, e io mi regolerò sul tipo di calza da dare, perché le calze sono molto diverse a seconda che il problema sia venoso o linfatico, quindi abbiamo ho bisogno di questo studio con qualche esempio, poi nella seconda parte di questa puntata vedremo anche nel dettaglio proprio insomma come utilizzare le calze, spiegheremo anche quanto sono differenti l'una dall'altra, e agli ausili per poterle utilizzare. Consigli pratici sono necessari. Le chiedo una cosa, non è un disagio che affligge soltanto le donne, anche molti uomini, è corretto? Sì, certamente, insomma, il sistema venoso ce l'abbiamo tutti. No. Quindi anche gli uomini purtroppo anche gli uomini, sono soggetti. Sì, tutti indistintamente, no? Dipende ovviamente, l'uomo forse ha più problemi verso l'età matura, verso l'età senile, la donna comincia magari un po' prima, sempre per il discorso di problemi legati, non so, alla gravidanza, problemi venosi legati alla stazione eretta, magari fanno la commessa in piedi tante ore al giorno. È sempre qualcosa legato, come spiegherà poi la dottoressa Bortolon, anche altre situazioni, diciamo, no? Anche perché noi donne magari stiamo molto spesso in piedi tante ore con la scarpa stretta, per cui non lavora la pompa plantare, col tacco, e tutta una serie di problematiche. Comunque generalmente, insomma, poi dirà appunto la dottoressa Bortolon, la maggior parte dei pazienti che mi entrano da me in negozio sono generalmente donne, però anche l'uomo purtroppo non è esente, di questi disagi. Dottoressa Bortolon, quindi gambe gonfie, pesanti, abbiamo detto un po' è una sensazione, un disagio che un po' tutti abbiamo provato, ecco, però non dipendono soltanto da patologie venose, ma possono riconoscere varie cause. Partiamo da qui, poi mi piace sempre fare un po' un ripasso di anatomia e capire come è fatto il nostro corpo. Certo. Prego. Sì, non sempre è un disordine primitivo del sistema venoso, molto spesso vi è un'associazione con il sistema linfatico. Queste sono forme particolarmente severe di patologia venosa, si chiamano flebolinfedema e riconoscono delle cause specifiche, ma come diceva Barbara prima, molto spesso l'ipotonia dei vasi venosi può essere legata
legato anche a certi stili di vita, le calzature, anche le calzature antinfortunistiche che si devono lavorare che si devono utilizzare per motivi di lavoro, perché il nostro sistema venoso riconosce delle forze di spinta che aiutano poi il ritorno del sangue in direzione antigravitaria. Una di queste è sicuramente la pompa del cuore, ma poi anche la pompa muscolare e la pompa plantare, la spremitura del fluido quando noi camminiamo, e se non è corretta anche questo può dare delle alterazioni. E poi infine quella che ne denominiamo la vis a tergo, cioè la capacità della nostra gabbia toracica di espandersi nei movimenti di inspirazione. Anche questo fa da aspirazione del fluido verso l'alto, quindi è un sistema molto complesso che sicuramente possiede delle forze proprie, perché anche la vena, come vedremo nella prima slide, ha una tonaca muscolare, ma non solo, sono molte le forze che intervengono nel deflusso del sangue venoso verso il cuore. E allora cominciamo proprio dalla prima slide che ci parla di struttura e anatomia delle vene, quindi capiamo insomma anche un po' meglio come è fatto il nostro sistema. Sì. Prego dottoressa. Vediamo subito come la vena sia costituita di 3 strati, uno strato più interno che chiamiamo intima ed è uno strato connettivale, uno strato intermedio che è muscolare ed uno strato connettivale esterno che è l'avventizia. Tipicamente la tonaca intima possiede delle introflessioni a forma di nido di rondine, che sono le valvole. Queste sono estremamente importanti perché, giustapponendosi in maniera perfetta durante i loro movimenti fisiologici, determinano una spinta del sangue verso l'alto e impediscono il ritorno verso il basso, cioè verso i piedi. E questa è una forza molto importante che permette un corretto deflusso venoso. Come possiamo vedere nella slide, noi possediamo 3 sistemi venosi, uno più profondo che decorre insieme alle arterie, parallelamente alle arterie, all'interno dei muscoli, uno superficiale che è separato dal profondo da una fascia, la fascia muscolare, e poi una serie di rami perforanti che hanno il compito di far defluire il sangue dal sistema venoso superficiale a quello profondo. E anche questo costituisce il corretto deflusso della vena. Tutti questi sistemi sono dotati di valvole a nido di rondine che possono essere bicuspidi o tricuspidi, più spesso bicuspidi. Quindi è un sistema davvero molto complesso e insomma cominciamo a parlare di malattia venosa cronica. Cosa possiamo vedere in questa slide che ci spiega ecco, come avviene questa patologia? La patologia venosa cronica è sempre espressione di ipertensione venosa. Come vediamo nella slide, questa può essere primitiva, quando si nasce con un assetto valvolare che non è corretto, che è malato, che è debole, che è ipotonico. Certe volte può essere anche secondaria, fatti trombotici, quando cioè la valvola viene danneggiata da un processo trombotico che occlude il vaso venoso e magari può poi il vaso ricanalizzarsi, ma in maniera scorretta, con dei residui trombotici e con una valvola totalmente danneggiata. Ecco, queste sono delle situazioni che costituiscono poi una ipertensione del vaso venoso tale per cui si costituisce la malattia venosa cronica. E sono le forme più frequenti di malattia venosa cronica. Certo, ecco qui vediamo anche l'evoluzione, quindi la classificazione della malattia in queste foto. Sì, questa è una classificazione universale in 7 stadi di patologia, dai meno severi dal punto di vista anatomoclinico ai più severi. Vediamo che nello stadio C0 non sono obiettivabili veramente capillari, vene reticolari o vene varicose, eppure la paziente, perché più spesso è donna, già denuncia sintomi caratteristici di patologia venosa cronica. Per esempio? Per esempio pesantezza, per esempio non riesce a stare in piedi molto a lungo, per esempio quando esce dalla doccia si ritrova con un arrossamento dei piedi, delle gambe, là dove viene perso veramente il riflesso arteriolo-venulare, e comincia magari alla sera a trovarsi con le caviglie più gonfie. Possono anche comparire dei piccoli puntini attorno ai malleoli, è una porpora, è
dermopatia da stasi, nei quadri più avanzati diventa addirittura una corona flebectasica. Questi sono sintomi che vanno riconosciuti per tempo. Quindi ancora non visibili o minimamente visibili, ma con già una sintomatologia che può metterci in allerta, no? Certo, certo. Proseguendo con gli stadi, dottoressa? Proseguendo con gli stadi vedremo uno stadio in cui tendono a comparire le vene varicose. Successivamente si avrà anche l'associazione con edema e gli stadi finali sono quelli che comportano un sovvertimento, un'alterazione severa, irreversibile anche dell'apparato tegumentario e della cute, tanto da esitare in ulcerazioni della cute che sono estremamente difficili, molto torpide, lunghe da guarire e che possono ripresentarsi se non viene curata la malattia venosa. I sintomi in questi ultimi stadi cambiano, a parte quelli visibili? Sì, in questi stadi il dolore, l'affaticamento, l'incapacità di movimento sono molto gravi, si accompagnano pesantezza e dolore anche notturni, quindi questo è molto invalidante per il paziente, oltre al fatto che le lesioni ulcerative sono delle lesioni che non guariscono molto facilmente, che spesso si infettano, che spesso danno luogo anche a delle reazioni linfangiadenitiche, quindi a delle erisipie, a delle linfangiti, quando colpiscono anche il sistema linfatico. Tutto questo deturpa chiaramente e riduce notevolmente la qualità di vita di un paziente. Senta, invece parliamo di insufficienza venosa. In questa slide sono riassunti i sintomi che insomma ci fanno pensare che siamo di fronte a questo disturbo. Sì, vediamo che molto spesso può essere una paziente che giunge alla nostra osservazione dicendo che ha dei piedi che sono sempre rossi, che si arrossano facilmente, che fanno male, che le provocano prurito, dolore notturno, senso di pesantezza, che si trova con le caviglie gonfie, il mattina si trova con caviglie normali, poi subito dopo nell'arco della giornata comincia a gonfiarsi. Il prurito è oltretutto un sintomo molto tipico della patologia venosa, specialmente il prurito notturno, ma anche i crampi, ma anche la sindrome delle gambe senza riposo. Non sempre è riconoscibile da questi sintomi una patologia venosa, però nella diagnostica differenziale di questi sintomi va sicuramente considerata la malattia venosa cronica e quindi la paziente va anche avviata allo studio dell'angiologo o del flebologo. È tutto l'arto che è interessato da questi sintomi? Più spesso è il polpaccio, però non mancano pazienti che in realtà hanno dei disturbi che interessano tutto l'arto fino alla radice della coscia. Come si possono prevenire? E qui insomma abbiamo riassunto in questa slide, ecco, qualche consiglio, diciamo così, qualche consiglio insomma, che ci possa aiutare a capire come prevenire, cose semplici ma che insomma sono davvero utili nella nostra quotidianità. Innanzitutto dobbiamo distinguere una prevenzione primaria da una prevenzione secondaria. La prevenzione primaria è quella che ci permette di non far avanzare la patologia, mentre la prevenzione secondaria è quella che prova a non far peggiorare una malattia già conclamata. E in questa slide ho messo la compressione graduata un po' nelle fasi finali, ecco, della prevenzione primaria, mentre nella prevenzione secondaria la contenzione elastica è la prima prevenzione da adottare. Il primo punto. Ricordiamoci che la contenzione elastica è un farmaco. È come prendere le medicine, quindi è estremamente importante. Prevenzione primaria, evitare la sedentarietà, per quello che ho detto prima, che come le forze che accompagnano il flusso venoso attraverso l'albero venoso non sono solamente intrinseche alla vena, ma sono determinate anche dalla respirazione, da una corretta respirazione e da un corretto movimento della pompa muscolare, della pompa plantare. Ecco, possiamo capire come la sedentarietà sia un aggravante per queste patologie.
come esattamente evitare il sovrappeso e l'obesità, proprio perché la distribuzione del grasso a livello addominale determina una ipertensione addominale che fa chiaramente da ostacolo al deflusso venoso, e non solo. Le obesità molto gravi tendono anche a sollevare il muscolo diaframma, e questo determina una scadente respirazione, un peggioramento della respirazione, certo, che è una delle forze. Quanto il diaframma sia fondamentale, no, per la respirazione. Esattamente, e anche come forza di aspirazione dei fluidi. Qui il sovrappeso e l'obesità vanno assolutamente evitati, esattamente come evitare la stazione eretta prolungata. Se per lavoro, per necessità, si deve stare molto a lungo in piedi, allora è meglio adottare immediatamente una calza, almeno di classe preventiva, ma a questo punto io dico già curativa. Esattamente come evitare indumenti, le cinture troppo strette, gli indumenti troppo stretti, evitare l'esposizione protratta al sole, cioè spesso alzarsi per andare a nuotare o a camminare con gli arti in acqua. Sfruttiamo così le proprietà benefiche anche dell'acqua salina, certo, che è un revulsivante per il sale, per i liquidi. I tacchi dovrebbero essere massimo di 4 centimetri per essere dei tacchi che non fanno male al nostro trasporto venoso. Favorire l'attività sportiva, ma io direi evitare quegli sport che possono invece danneggiare il sistema venoso, che sono tutti gli sport che aumentano la pressione endoaddominale, come lo sci di fondo. Adesso ripartiamo con le piste, lo sci di fondo, o il golf, o anche il ballo. Evitare bagni troppo caldi e quindi evitare le saune troppo prolungate, evitare le cerette a strappo. Anche queste sono, per chi è predisposto alla formazione di ectasie capillari, non è un sistema molto sano di depilazione. E usare, soprattutto durante l'attività lavorativa, come dicevo prima, indumenti elastocompressivi. Mentre quando la patologia venosa è già conclamata... Scusi, dottoressa, se la interrompo, rimanendo su questa prima parte. Sì. Mi capitano spesso delle giovani donne che vengono a prendersi delle calze spedite dalle mamme perché hanno dei problemi conclamati a livello venoso, no? Siccome c'è questa idea che sia anche un problema, diciamo, che si può ereditare dai genitori, queste ragazze che non hanno nessun sintomo al momento, parliamo di 20, 24, 25 anni, chiedono appunto un consiglio per poter portare queste calze nel caso in cui appunto lavorino come commesse in piedi oppure sedute tante ore. Cioè, ha un senso a questa età, quando mancano completamente sintomi, farli indossare delle calze perlomeno riposanti, visto che c'è questo discorso di genitori con un problema conclamato? E anche in base allo stile di vita, mi sembra di capire che poi la ragazza conduce. Certo. Sì. Beh, dobbiamo tener conto che la familiarità è un fattore indipendente di malattia venosa cronica, perché esiste familiarità, e l'attività lavorativa può essere un deterrente, quindi sì, il mio consiglio è quello di consigliare un indumento elastico, almeno di classe preventiva. Sì, che possa aiutare. Proseguendo con i fattori di prevenzione secondaria, dottoressa. Qui vediamo come la malattia venosa cronica possa diventare in realtà una patologia multidisciplinare. Quindi la contenzione elastica la metto al primo posto come necessità, considerandola un farmaco, ma la terapia medica, quando serve, quando ci sono situazioni che devono essere medicalizzate con antiaggreganti, con anticoagulanti, con flavonoidi e quant'altro. Talora, quando c'è la compromissione anche del sistema venoso, quindi nei casi di flebo-linfedema, la terapia di decongestione, che è una terapia fisica portata avanti da fisioterapisti che sono formati per questo tipo di trattamento. Certo. Sì. Tecniche di fisioterapia per la correzione della postura, appunto per quello che si diceva prima, ma nei casi associati a malattie organiche, che possono essere renali, che possono essere epatiche o di cuore, sicuramente ci vuole anche il concorso dell'internista, una valutazione vascolare periodica, una valutazione ortopedica e fisiatrica per quello che può essere la patologia osteoarticolare, anche la deformazione osteoarticolare, un follow-up attento, perché questi sono anche quadri che possono necessitare di soluzione chirurgica.
Però insomma mi sembra di capire che la valutazione periodica sia assolutamente fondamentale. Sì. Passiamo a vedere la prossima slide, perché andiamo ancora più nel dettaglio a parlare di una patologia specifica, che è quella dell'infedema. Sì. Ci aiuta a capire un po' certo. che patologia è, dottoressa? Qui ho proposto 2 foto che riguardano linfedemi, quindi non parliamo di patologia venosa ma patologia dell'albero linfatico. Abbiamo anche un albero linfatico che è strettamente connesso al nostro albero venoso, anch'esso trasporta fluidi, non sono fluidi come sangue venoso, sono fluidi ricchi di proteine, di cellule, anche di scorie che provengono dai tessuti, che vengono rilasciate nei tessuti. Il linfedema è una malattia che può essere congenita, primitiva, sono le forme familiari, per una alterazione primitiva dell'albero linfatico, della formazione del linfatico. Può essere presente già alla nascita, sono le forme congenite precoci o sindrome di Milroy, può essere invece a espressione più tardiva, come la sindrome di Meish, oppure possono esserci delle forme non familiari, ma sempre legate ad una malformazione dell'albero, della formazione dell'albero linfatico, fra la terza e la quinta settimana, proprio là, quando le cellule linfatiche dai sacchi linfatici vanno a trasferirsi nei foglietti embrionari. Anche l'esposizione a certi tossici nelle prime fasi della gravidanza può favorire la formazione di un linfedema, per esempio il citomegalovirus o il toxoplasma, per questo c'è una grande attenzione nelle gestanti a queste 2 patologie. I farmaci, la lista è lunghissima di farmaci che in maniera diretta possono favorire il linfedema. Per esempio la ragazza giovane che assume estroprogestinici anche solamente a scopo anticoncezionale può slatentizzare un linfedema primario, esattamente come le chemioterapie a cui molti pazienti si devono sottoporre per la cura della loro malattia, può invece favorire un linfedema secondario. E poi gli interventi chirurgici, che abbiamo nominato la patologia oncologica, certe malattie oncologiche che richiedono lo svuotamento anche linfonodale sono causa di linfedema secondaria almeno in un 20%, quindi un paziente su 5 può andare incontro alla formazione del linfedema anche precoce o tardivo, dopo anche degli anni. Perché? Perché il tessuto connettivo ha bisogno di organizzarsi prima che venga slatentizzata la patologia. Per questo probabilmente non è visibile subito, e per questo noi parliamo di linfedema stadio 0, che non è detto che non c'è, non si vede, ma c'è. Le faccio questa domanda, sì. Guardando queste 2 foto, può riguardare anche solo una gamba? Riguarda tipicamente una sola gamba. Nei linfedemi secondari poi può anche spostarsi nella seconda gamba, però nei primari riguarda tipicamente un solo arto, e anche questo, specialmente nei pazienti giovani, specialmente di sesso femminile ma anche maschile, è un contributo in più al malessere anche psicofisico che possono provare, no? Certo, immagino che insomma queste patologie abbiano un impatto anche psicologico, emotivo, perché chiaramente vanno a un po' far scadere quella che è la qualità di vita della persona. E anche una distorsione dell'immagine di sé. E per questo nei gruppi interdisciplinari che si costituiscono per la cura del linfedema c'è sempre anche lo psicologo. Certo. Il counseling psicologico. Andiamo a raccontare anche questi sintomi e sindromi particolari che insomma possiamo riconoscere, dottoressa, che riguardano anche l'occhio, che insomma sembra essere così distante da queste patologie, ma di fatto non lo è. Certo, nei linfedemi primari congeniti possiamo avere anche delle forme bizzarre che si associano appunto ad una malformazione anche dell'apparato ciliare. Questi sono quelli che diciamo le sindromi di linfedema di stichiasi, dove il paziente aggiunge all'osservazione perché le ciglia gli cadono sempre dentro gli occhi. Questi sono pazienti che devono essere valutati complessivamente, perché possono avere un linfedema primario, a parte le ciglia che appunto sono costituite di 2 file di ciglia, una delle quali si introflette all'interno dell'occhio. L'altra invece è una patologia che si chiama Kippel-Trenaunay, una patologia primaria del sistema linfatico che può associarsi anche a malformazione arterio-venosa.
Questo segno clinico invece che cosa ci dice, dottoressa? Questo è il più tipico dei segni, non è l'unico ma è il più tipico. Vedete come le dita sono costituite di un tessuto molto spesso, il tessuto cutaneo non si riesce a sollevare, la plica cutanea sopra il secondo e il terzo dito per la deposizione di tessuto collagene e per l'ipertrofia anche di cellule adipose che nel tempo si costituiscono quando il linfedema non è riconosciuto. E questo si chiama segno di Stemmer ed è tipicissimo del linfedema. Se non lo troviamo, difficile che possa essere un linfedema, dobbiamo essere molto cauti nella diagnosi di linfedema. Come si evolve un linfedema che non viene trattato, dottoressa? Anche per il sistema linfatico come per il sistema venoso c'è una classificazione CEAP che prevede 4 stadi di peggioramento del linfedema se non trattato. Vediamo negli ultimi stadi in particolare la formazione di grosse masse, l'arto diventa veramente molto voluminoso e l'apparato tegumentario e cutaneo viene frequentemente, anzi sempre compromesso con la formazione di verrucosi linfostatiche di papillomatosi, che sono quelle escrescenze che si vedono verso la fine, ma soprattutto è la complicanza infettiva quella che ci deve far spaventare, perché questi sono pazienti che molto frequentemente vanno incontro a complicanze di ordine infiammatorio, quindi linfangiti, quindi linfoadeniti, e infettivo, quindi erisipele. Questo non fa che peggiorare la situazione del linfedema e costringe ancora più ad una massiccia medicalizzazione di profilassi del paziente che deve portare avanti poi per tutta la vita. Chiaro. Come si tratta il linfedema? E qui insomma lei in questa slide ci ha un po' riassunto quello che può essere il percorso del paziente. Sì, il linfedema va trattato in maniera prevalentemente fisica. La terapia è specifica, si chiama terapia decongestiva complessa, si avvale di, a seconda del quadro clinico, di linfodrenaggi, ma soprattutto di bendaggi multistrato, anche molti strati di bende che devono essere applicate con tecniche particolari. I fisioterapisti che si dedicano a questo trattamento, fisioterapisti ma possono essere anche infermieri, devono fare un percorso specifico, nulla va lasciato all'improvvisazione, perché costruire un bendaggio in maniera adatta richiede expertise e richiede conoscenza dei materiali e anche del proprio paziente. Può essere necessario un supporto farmacologico, che può essere a base di flavonoidi, che può essere a base di cumarina, che può essere a base anche di citrati per basificare il pH. Possono concorrere a questo trattamento anche sistemi strumentali, come può essere, a seconda del paziente e del suo quadro clinico, la pressoterapia o le radiofrequenze o gli ultrasuoni per l'ammorbidimento della fibrosi, le onde d'urto, anche queste. Ma tutto questo deve essere svolto in un modo intensivo per la prima fase del trattamento, a cui seguirà un periodo di stabilizzazione dell'infedema e poi di mantenimento. Quando noi portiamo il paziente ad una situazione di mantenimento, quindi non ha più bisogno di essere bendato tutti i giorni, ecco, quello è il momento in cui dobbiamo adottare un indumento elastico definitivo, ed è questa una operazione molto delicata, perché l'indumento elastico deve avere alcune caratteristiche nel filato. Non sono più le calze elastiche che utilizziamo per la vena, ma sono delle calze elastiche a trama non circolare, bensì piatta. Deve avere una gradazione adatta al quadro clinico del paziente, prima, seconda, terza classe, e devono essere specialmente su misura, cioè deve essere un indumento fatto a regola d'arte, un pezzo di sartoria. E in questo poi la dottoressa Girardi esatto. ci istruirà, perché insomma i dettagli sono molti. Esatto. Continuando, insomma, la persona deve essere anche addestrata all'utilizzo di questi tutori e di questi strumenti. E anche poi, all'autobendaggio, certo, sicuramente.
assolutamente, l'attività fisica è fondamentale, preferibilmente in ambiente acquatico, ma specialmente un'attività isometrica, non ortometrica, dolce. La cura della pelle è altrettanto importante, queste sono pelli che già di per sé sono in sofferenza e poi dovendo essere costrette all'interno dell'indumento elastico tutto il giorno si seccano, per cui deve essere sempre idratata. L'alimentazione è un altro cardine del trattamento del linfedema e poi naturalmente i counseling, i colloqui psicologici, psico-oncologici, per quanto si diceva prima dello scadimento dell'autostima e dell'immagine del sé della paziente con linfedema. Velocissimamente, dottoressa Girardi, prima di andare in pubblicità, abbiamo capito che le calze non sono tutte uguali, ce ne sono di tantissimi tipi e vanno scelte in base allo stile di vita. Ogni persona ha la sua, la sua calza ideale, quindi va proprio scelta in base appunto alla fisicità, al tipo di problema, se è solo venoso, a che livello è venoso, se è misto flebo-linfatico, se è linfatico e anche a che stadio si trova posizionato nel discorso linfatico. C'è sempre comunque un continuo interloquire con il medico prescrittore perché le situazioni si evolvono, specialmente nel caso di patologie miste flebo-linfatico-linfatiche, quindi le situazioni modificandosi richiedono un attimo una rettificazione anche dal mio punto di vista nella confezione della calza. Ad esempio si può portare da una prima classe a una seconda o da una seconda a una terza o cambiare addirittura filato a seconda se la situazione si evolve positivamente o invece peggiora. Certo. Quindi c'è sempre un interscambio importante, soprattutto per il problema linfatico. Chiaro. E poi vedremo poi dopo. Certo, perché abbiamo insomma qualche consiglio pratico e utilissimo da dare. Allora noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, un paio di minuti e poi torniamo in diretta tra poco. Ben ritrovati nuovamente in studio. Gambe gonfie, doloranti, arrossate con varie sintomatologie potrebbero essere il segno di patologie del sistema vascolare e linfatico. Ne stiamo parlando quest'oggi in compagnia di Barbara Girardi, titolare di Sanitaria Ezzelina, e della dottoressa Micaela Bortolon, specialista in medicina interna e vascolare. Riparto da lei, Barbara, perché abbiamo capito quanto la contenzione elastica sia davvero importante e sia considerata come un farmaco. Lei ci ha portato qui oggi diverse soluzioni, diverse tipologie. Una carrellata di calze e di soluzioni in base al problema. Volevo riallacciarmi subito al problema linfatico, che è quello un po' più importante, più tecnico, no? Ok. La dottoressa aveva parlato giustamente che di fronte a un problema linfatico di un certo tipo è necessario affrontare il discorso con una serie di linfodrenaggi e bendaggi in modo da cambiare la consistenza della gamba e ridurne le circonferenze. Però spesso persone particolarmente anziane o problemi di lavoro eccetera non permettono a queste persone di sottoporsi a lunghi periodi quanto servirebbe di linfodrenaggio e bendaggio. E allora sono state create delle soluzioni, questo qui è un autobendaggio che è sempre comunque valido tenere nei momenti quando è stato stabilizzato l'edema. Come mantenimento avremo una calza elastica, però ogni tanto questo linfedema riappare, la gamba si gonfia, non c'è tempo, non c'è voglia, non c'è possibilità di rivolgersi di nuovo al fisioterapista per fare di nuovo qualche linfodrenaggio e bendaggio. Esiste questo autobendaggio, praticamente è una fascia, un pannello neoprene traspirante con delle fasce che serve appunto per ridurre le circonferenze, perché è un materiale anaelastico, un po' rigido, un po' come il bendaggio, perché per ridurre le circonferenze, parliamo sempre di un problema linfatico, è necessario utilizzare dei materiali anaelastici, non elastici. Non se lo applica il paziente autonomamente? Certo, riesce, certamente, sì, questo si chiama autobendaggio. C'è dal polpaccio al ginocchio, sotto ginocchio, ma c'è anche il piede, perché alle volte abbiamo questi piedi fatti a palla, specialmente nelle persone anziane che camminano poco purtroppo, perché magari problemi di mal di schiena, ginocchio oppure problemi del cuore non camminano, quindi non attivano le varie pompe che sono dislocate lungo la gamba perché stanno in stasi, quindi difficilmente la linfa riesce a risalire. Grazie a questi tutori
chiudendo e facendo, fanno da muro, chiamiamolo così, all'acqua, chiamiamola l'acqua perché si chiama così, chiamiamola acqua, diciamo, da muro, quindi non trova spazio per esondare, tracimare e ristagnare, ma viene spinta verso l'alto con un leggero movimento del polpaccio e del movimento del piede. Quindi questa è una cosa, diciamo, utilissima, non sostituisce ovviamente l'infodrenaggio con bendaggio del fisioterapista, che sia chiaro, però è una soluzione alternativa nei momenti di bisogno, diciamo, no? E in quel periodo di mantenimento dopo una serie di linfodrenaggi del fisioterapista. Giusto per farvi capire la differenza, questa è una taglia sesta di una calza che viene costruita anche su misura, generalmente su misura, di un paziente che ha un problema di linfedema. Questa è una taglia comunque sesta, quindi in teoria le misure sono uguali, vedete che differenza. Come mai questa differenza? Eppure sono la stessa taglia, Barbara? Esatto, perché questa calza, che nasce essenzialmente per un problema venoso, è molto elastica, quindi si tende molto, d'accordo? Cosa vuol dire? Che mi lascia spazio all'acqua, chiamiamola così, per ristagnare, tracimare tutto quello che ci va dietro. Quindi non va bene. Io invece ho bisogno di creare un muro in modo che non ci contenga, sia, esattamente, in modo che contenga in modo adeguato, e quindi devo anche assicurarmi io come tecnico che la contenzione sia graduale, nel senso stringe di più verso il basso e man mano che sale stringe meno, seguendo l'anatomia, che è sempre un po' particolare, non è proprio standard, diciamo, no? La gamba che ha problemi di linfedema. Questo ad esempio è un altro esempio di chi ha un problema un po', diciamo, un po' più complicato. Questa è una calza, vedete, un autoreggente, vedete com'è ben modellata, a differenza delle calze a trama circolare per le vene che, viste così in piedi, ad esempio come questa, sono proprio totalmente dritte, vedete, questa è una calza, cioè non c'è, sono due cose completamente diverse, d'accordo? Certo. Cosa succede? Alle volte mi capitano delle persone che arrivano con una prescrizione di una calza a trama circolare, d'accordo? Però è evidente che c'è un problema linfatico. Come faccio io a capirlo? A parte l'esperienza, lo vedi ad occhio, premo con il dito, diciamo nella zona centrale davanti, nella parte della tibia, diciamo, vado a fondo con il pollice e rimane un buco, si chiama fovea. Questo è chiaro sintomo di ristagno linfatico. Allora, cosa faccio? Se sono, diciamo, un attimo in dubbio, rimando il paziente, ad esempio dalla dottoressa Bortolon, cioè un angiologo che abbia un'esperienza conclamata, un'esperienza aperta, evidente, nel trattare i problemi linfatici, cioè deve essere una linfologa, perché solamente, parliamo della dottoressa Bortolon, è in grado di indicare a me che tipo di calza e quanto io posso stringere. Certo. Esatto, non è che posso stringere così alla dai che vai, ci deve essere una logica terapeutica, d'accordo? Ok. E quindi in base un attimo a questo interscambio tra me e la dottoressa, diciamo, ecco che viene confezionata la calza o consegnata la calza, se ce l'ho già in negozio, in standard, quella giusta, corretta, che serve appunto per accompagnare la persona nella sua guarigione, chiamiamo così, o nel mantenimento di una certa situazione. Le faccio una domanda, perché vedo la calza nera che sembra una calza un po' quotidiana, tipo diciamo così, più diversa rispetto alle altre. Allora, queste sono calze, parlando adesso del problema venoso, calze date anche a donne giovani che hanno problemi venosi, anche le donne in gravidanza, ok? E sono calze di prima classe. È da capire che le calze per le vene, chiamiamole così, si dividono in due grandi famiglie: le calze riposanti, che hanno un filato molto sottile, e lo possiamo vedere, certamente. Esatto, proprio per problemi ininfluenti, diciamo, cosa proprio così, giusto perché neanche in assenza di patologie, appunto, le ragazze giovani, dicevo, che vogliono qualcosa di preventivo, d'accordo? Quando invece cominciamo a avere già qualche piccolo sintomo, tipo gambe pesanti alla sera, irrequietezza delle gambe, eccetera, eccetera, qualche piccola venetta che si è un po' rotta, esatto, allora dobbiamo andare sicuramente nelle prime classi, che sono appunto queste qua, che stringono ovviamente di più. Più la calza terapeutica stringe e più è efficace. Inoltre sono confezionate con dei filati diversi. Questo è un filo di rete solo, quindi da pomeriggio già non tiene più. Questa invece di trama e di rete,
quindi ha un intreccio di 2 fili che mi mantengono la compressione fino a sera e mi garantiscono per circa 6 mesi un buon utilizzo. Infatti le calze vanno cambiate, nel senso ogni 6 mesi massimo vanno rinnovate. Perché ecco, anche questo le volevo sì, chiedere, non sono eterne queste calze? No, alle volte mi arrivano delle persone con delle calze che hanno addosso da 1 anno o 2 anni, si chiedono come mai mi è ritornata una flebite. E ti credo, perché sono 6 mesi, 1 anno che la calza non funziona più. Se essendo medicinale tu non stai prendendo niente, d'accordo? Sono facili da indossare, perché vedo queste insomma che sembrano anche abbastanza complesse. ci sono degli ausili, escamotage, degli ausili. Ci aiuta a capire un po' come ci può rendere la vita un po' più facile. Esatto, allora ci sono varie soluzioni. Ora, facevo un passo indietro, per ogni persona c'è la sua calza, anche a trama circolare. C'è un'altissima gamma di calze in offerta, in commercio, che possono coprire tantissimi problemi. Ad esempio, ci sono delle persone che stanno molto sedute e che soffrono, non riescono a utilizzare le calze perché in questo punto, nel dorso del piede, si crea un laccio. D'accordo? Ok, loro hanno creato una calza adatta alle persone che stanno tanto sedute, anche le persone anziane che per quanto poco non si muovono, esatto, con un tallone particolarmente ampio, non so se si riesce a vedere, d'accordo? Rende molto facile l'inserimento della calza e l'estrusione della calza senza poi dare fastidio nel momento che si è seduti in questo punto qui, perché se io faccio laccio in questo punto si gonfia il piede, d'accordo? Quindi mi permette di stringere bene dalla caviglia in su senza danneggiare il piede. Dove deve essere stretto è stretto. Esatto, allora primo step c'è ad esempio per indossare la calza, uno dei problemi storici per cui tante persone non sapendolo come indossare fanno fatica, la mettono nel cassetto, ok? Allora, punta aperta, generalmente le calze terapeutiche per la maggior parte sono a punta aperta perché c'è un introduttore che permette di facilitare l'inserimento della calza. Facciamo conto che questa sia la gamba, non è una mano, una gamba. Si infila esattamente così, d'accordo? Ecco, ok. E dopo, puntando il tallone, no aspetta, scusate, ho sbagliato. Abbiamo diverse tipologie di strumenti. No, questo serve basico, persona agile, si infila così. Quindi non vanno arricciate? Ma no, assolutamente, perché quando io arriccio la calza fino in fondo non ci passa neanche l'alluce, motivo per il quale mi chiamano, mi dicono signora non passa neanche il piede. Allora gli dico cosa le avevo detto ieri? Ah sì, aspetta, ah sì ha ragione, ok. Allora si fa così, si infila dentro così come se fosse un pantalone. Dopo importante attrezzarsi con un certo tipo di guanti che fanno presa. Può essere quelli in gomma che si comprano per lavare i piatti ma devono avere una zegrinatura in rilievo, oppure anche quelli da lavoro tipo questi. Poi questi fanno presa, ecco qua, in un attimo si tira su. Prima si accompagna la calza fino al tallone, mi raccomando, e poi si tira su piano piano il resto, in modo che la compressione cada nel punto giusto. Altro step, tirarla via. Allora non si porta tutto, vede, fa laccio, ok, bensì quando è ancora tesa si gira il bordo, parliamo sempre che questa è una gamba, e si sfila al contrario. Primo step, ok. Allora ci sono persone che, perché magari hanno un po' di pancia, sono poco agili, hanno male alla schiena, non riescono a piegarsi perché bisogna piegarsi un attimo. Allora abbiamo i vari ausili a seconda dei problemi. Questo si chiama, lo chiamiamo tappetino magico, sempre il solito discorso, questa è una gamba, si fa così, si punta il tallone, eccolo qua, ed è già arrivato tallone con l'utilizzo di questo tappettino. Esatto, quindi. E poi piano piano con i guantini tiriamo su, stessa cosa. Allora, poi ci sono, questo qui abbiamo visto è una punta aperta, quindi possiamo aiutarci con l'introduttore. Ci sono poi delle situazioni in cui è meglio avere la punta chiusa, non ci addentriamo in merito, però allora non abbiamo l'ausilio del tappettino magico né niente. Allora ci sono delle cose alternative, può essere questo o questo. Poi la calza viene infilata al contrario, d'accordo? Questa è sempre la gamba, si infila il piede così, eccolo qua, il piede è qua, e questa pian piano la tiriamo su, e quindi si srotola lungo la lunghezza della gamba. Questo ovviamente vedete è basso, quindi bisogna chinarsi. Per persone che fanno fatica a fare anche quel movimento abbiamo cose tipo, aspetta, sposto di qua, qui. Certo, tipo questo che hanno dei bottoncini e si possono alzare e
e abbassare. E quindi rendere ancora più agevole esattamente, esatto, l'indossare la calza. Allora, questi sono ausili che utilizziamo specialmente per la punta chiusa, ma possiamo usarli anche per la punta aperta. Ecco. L'importante comunque è capire che per ogni patologia, per ogni persona e anche in base al suo stile di vita c'è la sua calza ideale, quindi ci vuole tempo, bisogna prendere le misure. Ecco, le volevo chiedere sì. anche questo, va misurata la circonferenza della gamba? Certo, vanno prese le circonferenze, posso prendere questo, che così facciamo un esempio. Spesso magari c'è una persona anziana che non può venire da me in negozio e allora per emergenza, sì, non riesco ad andare a casa loro a fare questo servizio, dico di misurare sicuramente la passata, perché qui devo essere sicura che non fa laccio, il punto più stretto della caviglia, il punto più largo del polpaccio. Se è un gambaletto preferirei anche questo punto, anche il ginocchio, perché alle volte trovo signore, specialmente il signore, che hanno la gamba sottile e poi si apre questo ginocchio artrosico, magari hanno fatto anche un intervento di protesi, per cui trovi un ginocchio anomalo. E mi serve, se la calza è lunga, ovviamente la radice di coscia. Lì è sempre un po' un problema, perché se la coscia è tonica di una persona giovane, appoggi il metro, sei a posto. Se invece è una coscia ricca di cellulite, quindi particolarmente flaccida, man mano che la calza andrà indossata, sposterà la massa verso l'alto, quindi se qui era un 60 diventa un 65, motivo per il quale spesso si trovano le persone a dire non mi trovo bene con l'autoreggente perché tende a rotolarsi il... La spostiamo, certo, che così riusciamo a vederla bene. Questa è anche colorata perché ci sono tanti colori. Anche l'occhio vuole la sua parte, no? Sì, per carità. Sì, ci sono cose, insomma, a parte verde, azzurro, rosso, nero, insomma sono calze che poi indossate non sembrano proprio terapeutiche come diciamo possono essere queste che io ho portato qui più che altro per semplicità, perché si vedono bene, certo. Ecco, diciamo. Siamo insomma quasi alla fine, Barbara, perché volevo chiedere insomma questi ausili quanto riescono ad aiutare le pazienti e i pazienti, visto che abbiamo detto che sono patologie e disturbi che riguardano anche il sesso maschile? Allora sono, direi, indispensabili, ecco, specialmente nel caso in cui abbiamo un caso di flebite, trombosi o anche semplicemente gambe gonfie alla sera, stanchezza, dolore. A volte arrivano da me in negozio e mi dicono signora mi dà un paio di calze perché ho le gambe che mi fa male, e sono lì che pestano a destra e a sinistra, che si appoggiano al banco, capisci che lì c'è già un problema, ok, gli do una calza preventiva un po' sostanziosa, dico guardi è sempre meglio farsi una visita appunto angiologica, se sono in sospetto così, io non sono un medico ma ho un po' di esperienza, che ci sia anche un problema linfatico, perché è abbastanza evidente, no? Un gonfiore abbastanza tipico, dico guardi si rivolga a un dottore che abbia esperienza anche nell'ambito linfatico, perché io mi muovo con le calze in maniera diversa. D'accordo. L'importante anche in questo caso è l'aderenza terapeutica, cioè che le calze vengano poi indossate nella maniera corretta. Ma soprattutto indossate, perché mi arrivano delle volte, specie le signore anziane, dico ma non so come mai le gambe si sono gonfiate, e le calze chiedo, le ho comprate. Sì, mi ha detto ma una cosa è indossarle, una cosa è tenerle nel cassetto. Dove sono state tenute queste calze? Nel cassetto. E allora, cioè voglio dire, non possono funzionare. Allora, i problemi che legano la insopportabilità delle calze è prima di tutto magari è stato consegnato una calza non adeguata come taglia o come filato, non si è tenuto in considerazione della persona che abbiamo davanti, cioè a parità di prescrizione di prima classe, se ho di fronte una persona anziana statica e una persona giovane che lavora tutto il giorno, non so, al supermercato, sono ovviamente due tipi di filato e di costruzione totalmente diverse, devo tener conto di tante variabili, d'accordo? In più noi insegniamo ad indossarle, a toglierle, e a meno che non ci siano problemi di trombosi, flebiti, resipi, cose un po' particolari per cui la calza va messa e va tenuta fino a sera, dalla mattina alla sera, consigliamo magari la prima settimana di abituarsi gradualmente tenendola solo al mattino, diciamo. Certo. Ecco. Un'altra cosa importante, mi raccomando, la calza va lavata tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, perché usandola il filato tende un attimino a cedere e con il calore e il movimento del corpo, per cui non lavora più in maniera ottimale. Il primo giorno lavora benissimo, il secondo giorno, insomma, terzo giorno proprio no. Si lavano tassativamente a mano, messi in mezzo all'asciugamano per togliere l'acqua in eccesso e lasciate asciugare assolutamente lontano dal termosifone fonte di calore. Però vanno rinnovate ogni 6 mesi.
Questo lo abbiamo detto. E a parte questo dobbiamo capire che perché la calza funzioni deve essere della taglia corretta. Cosa vuol dire? Alle volte arrivano persone che hanno la gamba molto congestionata, d'accordo, per varie cose, e quindi hanno una taglia ad esempio quarta. Dopo un paio di mesi, grazie alle terapie, grazie all'utilizzo della calza, la situazione migliora nettamente, per cui la gamba da una taglia quarta è diventata una taglia seconda. No, devi venire a cambiare la casa, prendertene una della taglia adeguata. E in questo la sanitaria Ezzelina, insomma, con i consigli preziosi che abbiamo dato oggi, ma insomma il supporto fondamentale ai pazienti. Siamo davvero in chiusura. Dottoressa Bortolon, concludo con lei. Come in un minuto tenerci le nostre gambe in salute? Cosa dobbiamo fare? Torniamo sempre alle vecchie raccomandazioni dello stile di vita. È lo stile di vita e quindi un'alimentazione sana, ricca di fibre, ricca di flavonoidi, evitare di aumentare eccessivamente di peso, combattere la stitichezza, utilizzare degli indumenti comodi, non troppo stretti, tacchi non troppo alti, esercitare costantemente almeno 3-4 volte a settimana un po' di attività fisica, basta anche soltanto la bicicletta o la camminata. Questi sono fondamentalmente i consigli che potrei dare. Dottoressa, mi potrei interrompere? Prego. Siccome la mia sanitaria è alle pendici del Monte Grappa, allora sono convinte le persone di poter andare in Monte Grappa con problema venoso a farsi qualche bella salita. Esattamente, cioè, quindi bisognerebbe chiarire che la biciclettata si intende sul piano. Sul piano, sicuramente. Ecco perché mi è successo, esatto, c'è questa piano, cosa qua. Effettivamente, ecco, esattamente, la bicicletta su piano e la marcia su terreni non troppo duri. Perché quindi anche abbiamo capito che può... anche il tipo di attività fisica insomma, incide moltissimo. Molto, sì. Il tempo a nostra disposizione è concluso. Io ringrazio Barbara Girardi, titolare di Sanitaria Ezzelina, per i consigli preziosissimi, e la dottoressa Michaela Bortolon, specialista in medicina interna e vascolare. Grazie a voi per averci seguito da casa, a Mattia Pizzai e Fabio Faliero in regia. Vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.